Comeback. You, the people, have the power. Va ora in onda Comeback. Rollin', 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 rollin'. Buonasera da Stefano Graziosi e ben trovati su Comeback, il nostro appuntamento bisettimanale dedicato alla politica americana, alle strategie che la Casa Bianca di Donald Trump si trova ad adottare sia per quelli che sono i meandri delle dinamiche relazionali di Washington, sia invece per la politica estera che questo presidente sotto certi aspetti sta rivoluzionando, per quanto sotto altri invece sembri mantenersi maggiormente vicino alla precedente tradizione americana, e su questo duplice binario che l'attuale presidenza statunitense si sta muovendo. E del resto in questa trasmissione nel corso delle ultime settimane stiamo cercando di analizzare i vari dossier che in un certo qual modo Donald Trump sta affrontando su fronte internazionale, nell'interno di dinamiche che spesso e volentieri chiamano anche direttamente in causa il nostro paese, e col passare del tempo poi ci inizieremo a occupare nuovamente di quelle che sono le dinamiche interne a Washington dal punto di vista elettorale. Per il momento enormi novità, fatti eclatanti sotto questo aspetto non ce ne sono granché. In politica interna, nonostante qualche problema, il presidente Trump se la sta abbastanza cavando. Le questioni più dirimenti appartengono in questo momento all'altro fronte, quello del Partito Democratico, di cui ci occuperemo sicuramente nel prossimo futuro. Questa sera cerchiamo di capire innanzitutto la strategia medio orientale di Donald Trump e anche nell'Africa settentrionale. Del resto ci stiamo occupando di questa questione, di queste questioni da alcuni giorni a causa del riesplodere recente della crisi libica, e poi cerchiamo anche di dare un'occhiata ad un altro scacchiere importante che è quello dell'Europa orientale. Abbiamo visto domenica scorsa, il giorno della nostra Pasqua, non la Pasqua ortodossa, si è tenuto appunto il ballottaggio in Ucraina per decidere il nuovo capo di Stato del paese. Ha vinto questo outsider che in realtà tutti i sondaggi davano ampiamente favorito già dal primo turno di marzo scorso, Volodymyr Zelensky, un attore, un comico che è riuscito essenzialmente ad imporsi attraverso una campagna elettorale certamente certamente efficace, volevo dire, dal punto di vista mediatico. Non si sa ancora bene quanto concreta sotto il profilo politico, e cercheremo quindi anche di capire
quali ripercussioni lo storico risultato delle elezioni in Ucraina potranno in qualche modo presentare nei rapporti geopolitici sempre piuttosto complicati che vedono protagonisti Washington da una parte e Mosca dall'altra. Questo Zelensky sarà in qualche modo un facilitatore dei rapporti tra Trump e Putin, oppure no, oppure come il suo predecessore, l'appena sconfitto Petro Poroshenko, risulterà una figura divisiva che non riuscirà in qualche modo a gettare un ponte tra l'est e l'ovest, e quanto cercheremo appunto di vedere. Innanzitutto però partiamo dalla questione, stiamo cercando appunto di affrontare in modo quasi a episodi della crisi che riguarda il Medio Oriente e chiamando in causa appunto il nostro stesso paese, con il problema dell'Iran. Donald Trump ha recentemente annunciato, lo sapete, la fine delle esenzioni di cui godevano alcuni paesi in relazione alle sanzioni che Washington aveva appunto imposto al regime di Teheran. Sono sanzioni vecchie, sanzioni storiche, sanzioni che erano state congelate all'inizio del 2016 da Barack Obama dopo che quell'amministrazione aveva siglato l'accordo sul nucleare appunto con l'Iran. Quelle sanzioni erano state congelate, quello stesso accordo aveva un significato di carattere principalmente economico per l'Iran, perché Rouhani in qualche modo voleva permettere all'economia di Teheran in qualche modo di riprendersi a causa dei grandi problemi che appunto quelle misure le avevano provocato, ma Donald Trump l'anno scorso da quell'accordo si è ritirato, le sanzioni appunto sono rientrate in vigore tranne temporaneamente per una serie di paesi, dicevamo, tra cui figurava anche l'Italia. Adesso Trump ha dichiarato che a partire dal 2 maggio, quindi tra pochi giorni, le sanzioni dovranno essere rispettate da tutti e le esenzioni per l'appunto verranno meno. Le esenzioni riguardavano la possibilità da parte di questi pochi paesi fortunati, diciamo, di importare petrolio dall'Iran e quindi si nota che c'è in qualche modo da una parte un cambio di passo di questa amministrazione sul dossier iraniano, dall'altra però invece si assiste paradossalmente anche a una sorta di continuità, se vogliamo, una continuità che si spiega sul fronte eminentemente geopolitico. È ovvio che con questa mossa Donald Trump stia cercando di mettere ulteriormente sotto pressione Teheran. Qualche giorno fa ne abbiamo anche parlato, accennato in questa trasmissione. C'erano state appunto sanzioni americane che avevano colpito la Guardia Rivoluzionaria iraniana e quindi è ovvio che attraverso questo strumento di pressione gli Stati Uniti puntino a destabilizzare particolarmente un regime considerato ostile come quello degli Ayatollah. E Trump ha sostenuto, ha affermato che per evitare problemi di approvvigionamento petrolifero dal reintegro totale delle sanzioni, i vari paesi potranno appoggiarsi o agli Emirati Arabi Uniti o all'Arabia Saudita, che, come sapete, rappresenta in questo momento un vero e proprio alleato
alleato di ferro per la Casa Bianca, e quindi ci sono molti analisti che ovviamente dicono è un favore che il presidente sta cercando di fare proprio in primo luogo alla monarchia saudita. Del resto il primo stato, la prima realtà geopolitica a fare le spese della distensione obamiana tra Washington e Teheran era stata proprio Riyadh, che in qualche modo si era vista diminuire in un certo senso il proprio peso economico in primis, e in secundis si era trovata anche, come dire, un riconoscimento ufficiale da parte dell'America verso il suo storico avversario. Non dimentichiamoci che Iran e Arabia Saudita sono due acerrimi nemici dai tempi della rivoluzione khomeinista del 1979, sono in una totale competizione militare, geopolitica, commerciale, più generalmente economica e ovviamente anche religiosa. Quindi questo tipo di dinamica Washington la sta usando sia per favorire questo suo alleato di ferro, l'Arabia Saudita, sia dall'altra parte per mettere sotto pressione un regime appunto considerato ostile. Parrebbe quindi che all'interno dell'amministrazione americana, in questa fase almeno, stiano trionfando in un certo qual modo le ali più interventiste, più dure, più bellicose che in un certo senso si ravvisano all'interno dell'attuale Casa Bianca. Due nomi che in queste trasmissioni in un certo senso veniamo a ripetere più volte, vale a dire il National Security Advisor John Bolton e il segretario di Stato americano Mike Pompeo. Si tratta di due figure che non hanno mai nascosto, soprattutto Bolton, la volontà di arrivare al cosiddetto regime change, al cambio di regime in Iran, per cui il tema per loro, il loro obiettivo non è soltanto quello di isolare Teheran, ma addirittura attraverso le sanzioni di strangolarne l'impianto politico e ideologico, con la speranza di instaurare per l'appunto un regime amico agli Stati Uniti. Il tema è ovviamente che questo tipo di mossa andrà in un certo senso a a destabilizzare la regione medio orientale, e difatti diciamo ci sono diversi paesi, lo accennavamo prima, non solo l'Italia, ad essere colpiti dalla fine di queste esenzioni, e sono paesi anche più forti, molto più grandi dell'Italia, pensiamo alla Cina, pensiamo all'India, in un certo senso anche alla Turchia. Cina e Turchia hanno usato parole molto dure nei confronti di questa decisione di Trump. La Turchia di Erdogan ha detto che questo consiglio, diciamo, chiamiamolo questo suggerimento del presidente americano di appoggiarsi per il petrolio all'Arabia Saudita è un'indebita interferenza che va in qualche modo a legare i criteri, i principi dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. La Cina ne ha fatto invece una questione appunto più di stabilità geopolitica, dicendo reintegrando le sanzioni in questo modo non si fa un favore alla regione mediorientale, ma appunto si creano ulteriori turbolenze. E qui vediamo un aspetto interessante della politica trumpista, cioè che ci fa capire anche un altro elemento, cioè che sono soprattutto figure come Bolton e Pompeo ad avere voce in capitolo maggiormente su questo tipo di dossier, perché in realtà da un atteggiamento così aggressivo nei confronti dell'Iran, Donald Trump, in quanto individuo, come posso dire, non ha tutto questo vantaggio da conseguire. Perché? Perché è ovvio, lo stiamo vedendo, l'ennesima crisi iraniana ha già
determinato un aumento considerevole del prezzo del petrolio. Ieri mi pare aumentato del 3% addirittura, e quindi questo ha, in termini di politica interna americana, quindi vista dall'americano medio, una conseguenza negativa. Donald Trump questo lo sa, e sa bene anche che l'aumento del prezzo del petrolio storicamente è un problema per i presidenti in carica, perché poi si genera malcontento, ed è un malcontento che, va da sé, presenta delle ripercussioni, può presentare delle ripercussioni più o meno pesanti sul piano elettorale. Ora, è vero che in America le presidenziali ci saranno nel 2020, quindi manca abbondantemente più di un anno, siamo sull'anno e mezzo, però la campagna elettorale è comunque iniziata, e quindi Trump su questa mossa geopolitica rischia appunto in qualche modo, ecco, diciamo così, di pagarla nel medio e nel lungo termine, se i prezzi del petrolio non troveranno una stabilizzazione e soprattutto una diminuzione in tempi ragionevolmente rapidi. Questo voglio sottolinearlo perché, come più volte abbiamo detto anche nel corso di questa trasmissione, quando si parla della politica americana, soprattutto la politica estera, non bisogna mai credere che ci siano delle linee univoche alla base, che le amministrazioni in carica vengano a muoversi in un modo, come dire, compatto. Assolutamente no, ci sono ovviamente varie, un po' come i governi italiani in un certo qual senso, ci sono varie correnti all'interno, e alla fine riesce una di queste a prendere il sopravvento in modo magari contingente, temporaneo, ma ci riesce. Ecco, questo tipo di approccio così aggressivo nei confronti dell'Iran non si sposa troppo con il Trump prima maniera. Il Trump prima maniera non era un filo iraniano, ma non era neanche, come dire, un presidente, una figura o un candidato all'epoca eccessivamente bellicoso su questo fronte. Trump nel corso della campagna elettorale del 2016 aveva criticato l'accordo sul nucleare con l'Iran di Obama, non tanto in quanto accordo in sé, ma perché aveva detto è stato, secondo lui diceva, era stato negoziato male, quindi quello che proponeva lui non era tanto un ritiro o stracciare l'accordo, quanto una sorta di vera e propria rinegoziazione, possibilmente bilaterale, quindi tagliando fuori tutti gli altri che avevano partecipato appunto a quella intesa, a partire da diversi paesi europei, dall'Unione Europea stessa. Questo poi in qualche modo si è o non si è verificato, perché sull'Iran la situazione non è mai stata troppo lineare. Anche quando nel 2018, l'anno scorso, si è ritirato da questo accordo, le ragioni di fondo che muovevano l'amministrazione erano differenti e in alcuni casi addirittura contrastanti. Trump si ritirò dall'accordo nel 2018 con una prospettiva, perseguendo una prospettiva tendenzialmente isolazionista, della serie: signori, l'Iran è un altro pantano, come l'Iraq, come la Libia, come la Siria, chi me lo fa fare io mi trilo i remi in barca e non me ne occupo. Dall'altra parte c'era l'allora, ormai non più, si è dimesso, segretario alla difesa, il capo del Pentagono, il generale James Mattis, il quale diceva a Trump: non te ne andare, perché se te ne vai allora permetti che l'Iran si leghi maggiormente alla Russia di quanto non lo sia già. E poi dall'altra parte ancora c'erano appunto gli inossidabili Bolton e Pompeo, che al contrario dicevano: sì, ritiriamoci dall'accordo, ma con uno scopo ben preciso, non l'isolazionismo trumpista prima maniera, ma l'interventismo. Quindi cerchiamo di mettere sotto pressione il regime affinché possa finalmente crollare, ed è questa linea che in questa fase, ripeto, poi le cose sono molto mutevoli sotto questo aspetto, la Casa Bianca sta in qualche modo cercando di perseguire.
Per l'Italia ovviamente non è un'ottima notizia. Alcuni analisti italiani hanno voluto mettere in connessione questa mossa di Trump con una sorta di ripicca, vendetta verso il nostro governo per la questione della Libia, vincolando le due cose. Francamente non so quanto di vero possa esserci in questa interpretazione, perché, ribadisco, non era solo l'Italia ad essere esentata da quelle sanzioni, ma anche paesi di ben altro peso geopolitico ed economico come la Cina. Quindi che i rapporti attuali in questo momento tra la Casa Bianca e Roma non siano proprio ottimali per la questione del Venezuela, per la questione della nuova via della seta, è indubbio, ma sinceramente non credo che il dossier iraniano sia entrato all'interno di questo tipo di rapporto, men che meno per quel che riguarda le connessioni con la Libia, dove anche lì, lo vedevamo la settimana scorsa, ci sono un po' di incomprensioni tra il premier italiano Giuseppe Conte e lo stesso Trump, ma l'Iran credo che sia, dal punto di vista della Casa Bianca ovviamente, un problema più complesso, più globale, all'interno di cui l'Italia viene vista semplicemente come una delle tante pedine, e dal punto di vista di Washington neanche, se vogliamo, ci piaccia o meno, la più importante. La questione differente invece riguarda ovviamente la Libia. Lì sì c'è invece un dialogo diretto tra Roma e Washington. Donald Trump negli ultimi giorni ha avuto questi discussi, controversi contatti con il generale Haftar della Cirenaica. Se vi ricordate, un paio di settimane fa, quando facemmo la puntata tutta dedicata alla Libia, vi dissi attenti, perché Trump, nonostante sia ufficialmente schierato con al-Sarraj, non ci mette molto a fare il proverbiale salto della quaglia e ad appoggiare una figura come Haftar. Un grande rischio, vi dissi allora, ed è un rischio che in un certo senso, ai noi, in quanto italiani, si sta parzialmente concretizzando. Dico parzialmente perché è vero che Trump di fatto ha riconosciuto Haftar come attore nella vicenda, non si è schierato completamente dalla sua parte. È ovvio che al governo italiano avrebbe fatto più comodo una condanna netta di Haftar ed un sostegno maggiore a Sarraj. Dall'altra parte però, ribadisco, la Casa Bianca non ha preso parte per il generale Haftar, lo ha riconosciuto come un interlocutore e quindi sostiene, almeno la situazione, diciamo la versione ufficiale in questo momento da parte di Washington è la seguente: bisogna mettersi tutti intorno a un tavolo da Haftar a Sarraj per trovare una soluzione. Il tema fondamentale è che, al di là dei maggiori o minori attriti che possano esserci tra Washington e Roma sulla questione del Venezuela o sulla questione della Cina, il problema è a monte. Donald Trump, per come vede le questioni politiche e geopolitiche, posto che abbia torto o ragione, questo adesso è secondario, Trump in quei tipi di scenari lì, di scenari medio orientali, nell'Africa settentrionale, in cui magari ci sono situazioni in subbuglio, caos eccetera, predilige sempre l'uomo forte. Quindi lo abbiamo visto con l'Egitto di al-Sisi. Trump ha una altissima stima del generale al-Sisi, nonostante sia una figura controversa sotto molti punti di vista. Al-Sisi, che ricordiamolo in questo momento sta appoggiando Haftar in Libia. Quindi la situazione è complessa. L'Italia deve sperare soprattutto in una cosa: innanzitutto deve decidersi ad un certo punto se accontentare o meno Washington sulle sue richieste, soprattutto per quanto riguarda la questione del Venezuela, ma poi deve sperare che
l'astio che Donald Trump storicamente nutre verso Macron, il presidente francese Emmanuel Macron, possa alla fine beneficiarla nell'ambito dello scacchiere libico, perché lo sapete, Macron è il grande sostenitore di Haftar e quindi possiamo anche ipotizzare che Trump alla fine abbia mantenuto e stia mantenendo questa posizione cerchiobottista tra Haftar e Sarraj, anche perché andare troppo nettamente a favore di Haftar potrebbe in qualche modo rappresentare un rafforzamento del presidente francese, quel presidente francese rispetto a cui Donald Trump, l'abbiamo più volte ripetuto, non nutre troppe simpatie. Ci fermiamo qualche minuto e riprendiamo. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net.
Buonasera, ben trovati su Comeback, il nostro appuntamento dedicato alla politica statunitense da Stefano Graziosi. Questa sera stiamo cercando di capire, abbiamo cercato di vedere nella prima parte della trasmissione i dossier, quello iraniano e quello libico, che stanno impegnando la Casa Bianca in questi stessi giorni, e quali sono, soprattutto per quanto riguarda la questione libica, le ripercussioni per il nostro paese che deve, sotto questo aspetto, chiarire il prima possibile la sua collocazione sul fronte dei rapporti con gli Stati Uniti, in particolare per cercare di arrivare a una risoluzione accettabile della crisi libica, anche se non è certo molto semplice. Se volete intervenire, il numero da fare è 02 66 20 35 29. Dicevamo, gli Stati Uniti e l'Italia, un rapporto, come dire, a tratti problematico, a tratti amichevole, che però non ha... Abbiamo già una telefonata. Prego. Sì, buonasera. Signor Preziosi, Alberti. Buonasera. Allora, io volevo levarmi questo scrupolo alla coscienza. Dunque, sì. A Bruxelles, nel maggio del 2017, 4 mesi dopo l'insediamento alla Casa Bianca, Trump ha fatto le visite d'obbligo, ma lasciando una pessima impressione, secondo me. Alla NATO non dichiarò in maniera sufficiente, chiara e forte il sostegno degli Stati Uniti all'articolo 5 del Trattato di Washington, che impegna i Paesi membri alla reciproca difesa in caso di aggressione. È tutto questo, signor Preziosi. Spero non sia un impatto negativo verso di noi. La saluto, buonasera. Grazie. Ma il problema della NATO è un problema spinoso per questo presidente. Rientra un po' quello a cui accennavo prima, cioè il Trump candidato, il Trump presidente, il Trump diciamo così libero, come agirebbe se potesse avere le mani veramente libere, contro il Trump, tra virgolette, istituzionalizzato. Il Trump delle origini la NATO non l'aveva assolutamente in simpatia, ne diceva peste e corna e sosteneva di fatto che fosse un organismo obsoleto per varie ragioni. Poi, quando è diventato presidente, ha dovuto un po' cambiare linea, non totalmente, perché ha continuato a dire comunque i paesi europei devono incrementare il loro sostegno economico all'Alleanza Atlantica. Questo era un motivo di polemica, di scontro che Trump portava avanti e porta ancora avanti, soprattutto verso la Germania di Angela Merkel e secondariamente verso la Francia di Macron, almeno da quando Macron da qualche mese si è intestato questa battaglia più o meno donchisciottesca della creazione di un esercito europeo. E ultimamente Trump, o comunque insomma Washington in generale, ha chiesto all'Italia anche un maggior impegno. È una costante, diciamo così, in realtà anche della presidenza passata, perché in realtà anche Obama faceva discorsi di questo tipo. Con Trump sono, come dire, divenuti più rigidi ancora, perché questo presidente, diciamo, porta avanti questa linea dell'America First, per cui l'America First implica anche che gli alleati, nella fattispecie dell'Alleanza Atlantica, ma non solo dell'Alleanza Atlantica in realtà, debbano sobbarcarsi maggiori spese dal punto di vista militare e anche un maggior impegno. Quindi questo è un problema che va in qualche modo a caratterizzare i rapporti generali tra Trump e l'Europa e non solo tra Trump e l'Italia. Tornando però al
rapporto tra Trump e l'Italia molto è anche determinato dal contesto geopolitico dei rapporti tra Trump e Vladimir Putin. Questo è un tema molto importante per l'Italia, soprattutto dal punto di vista economico, soprattutto dal punto di vista delle nostre esportazioni, perché ovviamente l'Italia, come del resto questo governo fa, punta molto in un certo senso ad una distensione dei rapporti tra Washington e Mosca. Questa distensione, auspicata sia da Putin che da Trump, al momento ancora non è stata concretamente avviata, perché ne parlavamo anche l'altra volta, sia Trump che Putin hanno in un certo senso i rispettivi establishment e sono in parte da questi raffrenati, ma sicuramente la pietra d'inciampo principale che dal punto di vista storico c'è stata per interrompere questo processo di disgelo tra il Cremlino e la Casa Bianca è stata l'Ucraina, è stata la famosa annessione della Crimea attuata da Vladimir Putin nel 2014. Quello è stato in qualche modo, rappresentò all'epoca la pietra tombale della politica che l'allora presidente americano Barack Obama aveva portato avanti nei confronti della Russia. Lui l'aveva chiamato il reset. Obama era uno che aveva vinto anche nel 2008 dicendo di voler rinnovare i rapporti con Mosca, perché tra gli Stati Uniti e la Russia c'era stato un forte attrito nel 2008, nell'ultimo anno della presidenza di Bush, a causa della guerra in Ossetia. Insomma, Obama disse basta, cancelliamo il passato e appunto facciamo un reset, ricominciamo da capo. La politica del reset obamiano, che non era molto differente dall'idea di distensione che in un certo senso sta perseguendo ancora oggi Trump, più o meno timidamente, però l'idea del reset obamiano andò avanti per lunghi anni, caratterizzò tutto il primo mandato della presidenza Obama, dal 2009 al 2013, e caratterizzò anche la prima metà del secondo mandato, tant'è che il reset, la politica del reset, si interruppe proprio nel 2014, quando Vladimir Putin andò ad annettere la Crimea. C'era stato, ricorderete, un grande subbuglio. Putin alla fine del 2013 stava convincendo l'Ucraina ad entrare definitivamente nell'orbita russa attraverso l'allora presidente Viktor Yanukovych, considerato un uomo molto vicino a Putin. Poi ci furono una serie di proteste, Yanukovych di fatto fuggì, venne eletto al suo posto come presidente Petro Poroshenko, che insomma sempre è stato caratterizzato da una forte postura antirussa e filo-europea, e in quel contesto siamo, ripeto, sempre nel 2014, Putin andò ad annettere la Crimea. Sull'annessione della Crimea molto si è scritto, molto si è detto, è una questione che ha anche delle radici storiche molto profonde, per cui le analisi su quell'atto sono numerose, da chi l'ha considerato un atto di aggressione gratuita e violenta da parte della Russia, da chi invece ha detto no, la Russia aveva ragione perché la Crimea in realtà non era territorio ucraino ma era territorio russo. Si è creato un dibattito storico giuridico molto, molto forte. La Crimea, ricordiamo brevemente, era stata ceduta ai tempi di Khrushchev, quindi parliamo della metà degli anni 50, dalla Russia all'Ucraina, pur ovviamente restando sempre all'interno dell'Unione Sovietica. E Putin ha rivendicato dicendo guardate che quello in realtà è territorio russo e ci appartiene. Mikhail Gorbaciov è anche intervenuto, Gorbaciov che, diciamolo, non è certo un grandissimo estimatore di Putin,
quei due non è che si amino molto, però in quel contesto Gorbaciov ha quasi difeso Putin dicendo che in realtà Khrushchev negli anni 50 non aveva il diritto, il potere costituzionale per attuare quella diciamo quella donazione, quel conferimento lì. Comunque, al di là di tutto, delle varie interpretazioni possibili e immaginabili, quell'annessione decretò la rottura della Russia nei confronti dell'Unione Europea e della Russia nei confronti degli Stati Uniti. Le famose sanzioni che l'Unione Europea ha imposto alla Russia e che sono state prorogate fino a luglio prossimo, poi vedremo che succederà, nascono proprio in risposta a quell'atto. E ricordiamo che da allora, cioè dal 2014 a oggi, cioè anzi a ieri, a domenica, c'è stato appunto lo stesso presidente Petro Poroshenko. Poroshenko, una figura più o meno controversa in Ucraina, in realtà è un magnate del cioccolato, molto chiacchierato, ma come molti politici in Ucraina in realtà. Poroshenko, accennavo prima, ha sempre mantenuto una linea profondamente anti-russa e anti-putiniana, e questo è interessante da notare soprattutto alla luce di quella che è stata la vittoria del comico Volodymyr Zelensky domenica. Zelensky è stato, come dire, paragonato a vari personaggi della politica internazionale. Qualcuno lo ha paragonato a Beppe Grillo perché fa di mestiere fa il comico. Qualcuno lo ha paragonato a Donald Trump per il fatto di essere un outsider antisistema. Ha portato avanti infatti un forte messaggio, questo Zelensky, anti-establishment, contro la corruzione dilagante in Ucraina. Altri ancora hanno fatto il paragone più ovvio con Ronald Reagan, perché come Reagan anche lui è un attore. Insomma, questo Zelensky si è presentato come volto nuovo, in realtà lui è una figura molto popolare e dal 2015 ha questo show televisivo, una serie TV in Ucraina che si chiama Il servitore del popolo, in cui appunto lui interpreta un insegnante di liceo che a un certo punto si ritrova presidente dell'Ucraina, e quindi lui è stato abile sotto questo aspetto, sia in termini di strumentazione mediatica, perché ha fatto una campagna elettorale pressoché totalmente basata sull'uso dei social network, ma è stato anche abile perché è riuscito a trasformare un programma di satira politica in un programma elettorale, nonostante, va detto, il suo programma elettorale non è che sia, ecco, il massimo della chiarezza, tant'è che i critici lo accusano di essere un inesperto, un populista, alcuni poi dicono che in realtà sia una marionetta manovrata da un oligarca russo. Insomma, ci sono vari aspetti più o meno controversi su questo personaggio, però la forza di Zelensky è stata proprio questa. In questo senso ci sono delle analogie con Trump, cioè mettere insieme dal punto di vista programmatico proposte sicuramente molto eterogenee, molto slegate tra loro, slegate anche dai vecchi schemi ideologici, condendo il tutto con questo suo forte messaggio di denuncia contro la corruzione, che insomma è un problema strutturale in Ucraina ed è una delle, non l'unica, ma una delle cause di maggior scontento verso il presidente uscente Poroshenko. I dati sono impietosi. Zelensky al ballottaggio ha preso il 73% dei voti, Poroshenko si è fermato mi pare al 25% o giù di lì, comunque intorno al 20%. E voglio dire, e sicuramente Poroshenko non è stato in grado in questi 5 anni di risolvere la piaga della corruzione in primo luogo, e poi c'è ovviamente la questione del rapporto con la Russia, ed è anche questa la grande incognita di questo Zelensky, perché quando c'è stato da dire che cosa pensasse dei rapporti con Putin,
non si è troppo capito perché ha assunto un atteggiamento molto per alcuni troppo cerchiobottista. Ufficialmente Zelensky ha criticato Putin, ha detto che Putin è un nemico, lo ha definito durante un dibattito elettorale e tra le altre cose ha anche detto in passato, nel corso della campagna elettorale, che lui vorrebbe che l'Ucraina entrasse non solo nell'Unione Europea ma anche nella NATO. Tuttavia ha precisato attraverso dei referendum popolari e comunque ha anche affermato che per risolvere la questione dell'annessione della Crimea e della conseguente guerra in Donbass, ebbene un accordo alla fine con Putin va fatto. Questo è il punto fondamentale. Per cui ha mantenuto questa sorta di doppio binario, un'ambiguità, tra l'altro, tra parentesi, tanto per citare la questione di Albano e Toto Cutugno, è stato anche un forte critico della scelta del Ministero della Cultura ucraino di fare la famosa blacklist degli artisti considerati filorussi, ma questo è un altro discorso. Però ci può anche dire in realtà questo qualcosa sui rapporti con Putin. Quindi una forte ambiguità sul problema delle relazioni con il Cremlino, ma è un'ambiguità in parte, ma solo in parte, sciolta dal fatto che il suo rivale al ballottaggio fosse un antirusso come Poroshenko, il che significa che con ogni probabilità le fasce elettorali ucraine più amichevoli quantomeno verso il Cremlino, se non vogliamo proprio definirle filorusse, ebbene alla fine, dovendo scegliere tra i due, avrà votato sicuramente Zelensky e non Poroshenko. Questo è un fatto molto importante, anche attenzione in termini di geografia del voto. Il voto ucraino storicamente ha una conformazione territoriale. Di fatto nelle province dell'est e nelle province del meridione hanno storicamente sempre vinto i candidati filorussi. Quelle invece occidentali premiano il candidato filo europeo e filo americano. Questo è più o meno sempre accaduto fino al 2014, quando Poroshenko riuscì a raggranellare in realtà vittorie in quasi, insomma, in gran parte di province, proprio perché sfruttava il sentimento antirusso dovuto all'annessione della Crimea che c'era appunto proprio in quelle settimane. Zelensky è riuscito nell'intento di Poroshenko del 2014, quindi ha sfondato in quasi tutte le province, ma non lo ha fatto appunto attraverso una retorica antirussa, non ha compattato il popolo ucraino dicendo andiamo tutti contro, facciamo la crociata contro il Cremlino, ha scelto la battaglia trumpista anti-establishment per arrivare a questo risultato. E ovviamente, per quanto da Mosca si sia ostentata una certa parziale cautela, c'è insomma da giurarci che in realtà non ci sia, come dire, un eccessivo astio nei confronti di questo Zelensky, perché al di là delle incognite che questo attore può indubbiamente incarnare, può indubbiamente rappresentare, perché è oggettivamente un'incognita, però ricordiamoci sempre che lo sfidante era Poroshenko e quindi ovviamente il Cremlino aveva tutto l'interesse che vincesse chiunque, eccetto proprio il presidente uscente. Poi va da sé il Parlamento in Ucraina in questo momento, loro hanno un Parlamento monocamerale, molto frastagliato in vari partiti, partitucoli, maggiori o minori, insomma non c'è una, come dire, non ci sono raggruppamenti troppo forti. Il partito, il blocco cosiddetto Solidarietà di Poroshenko ha ancora la maggioranza relativa, invece il partito di Zelensky, un partito appena nato, nuovo, non ha attualmente rappresentanza parlamentare. Questo sarà probabilmente un problema nei prossimi mesi, ma a cui Zelensky potrà ovviare forse alle elezioni che si terranno, alle elezioni parlamentari che si terranno in Ucraina, se non ricordo male, in autunno, credo a ottobre di quest'anno, quindi insomma deve resistere qualche anno.
La politica estera, ripetiamo, è un punto interrogativo e però ci sono tutte le, tutte le condizioni che potrebbero far ritenere ad una svolta, non dico filorussa in senso netto, ma comunque meno ostile al Cremlino. Ricordiamo che la situazione economica dell'Ucraina oggi è una situazione non particolarmente rosea. L'Ucraina è un paese che finanziariamente dipende quasi esclusivamente dal Fondo Monetario Internazionale. Il costo del gas negli ultimi anni è aumentato fortemente, il PIL non va benissimo e c'è una forte immigrazione verso est. Quindi diciamo che l'Ucraina ha bisogno di iniezioni economiche forti, anche di riforme. Il tema è che tuttavia le riforme che sta chiedendo il Fondo Monetario Internazionale sono riforme molto drastiche e non è detto che Zelensky abbia non solo la forza ma anche la volontà di imporle, e questa situazione diciamo potrebbe spingere il nuovo presidente a uno spostamento, anche se magari timido, proprio verso la Russia, e la Russia non aspetta altro. Ricordiamoci sempre che pochi mesi prima che scoppiasse tutto il caos del 2014 di cui abbiamo parlato poco fa, c'era stata una bozza di accordo proprio tra Vladimir Putin e l'Ucraina, perché Putin aveva detto all'Ucraina: cara Ucraina, tu se ti sleghi dall'Unione Europea, quindi se eviti di entrare nell'orbita dell'Unione Europea, in cambio io ti do praticamente 15 miliardi di dollari e in più ti tengo basso il prezzo del gas. Non è da escludere che con questa nuova leadership ucraina Putin possa tentare nuovamente Kiev dall'accettare quella proposta. È ovvio che però rispetto al dicembre del 2013 oggi c'è tutta la questione del Donbass e anche quella in qualche modo andrà risolta. Le scelte che effettuerà Zelensky in politica estera nei suoi rapporti con la Russia, ecco che dunque avranno prevedibilmente delle ripercussioni notevoli e significative nel più generale problema dei rapporti tra Washington e Mosca. Trump si è congratulato con Zelensky, vabbè, grazie tante, questo l'hanno fatto tutti, però ha detto anche, insomma, noi puntiamo all'integrità dell'Ucraina, anche qui, insomma, è possibile che alla Casa Bianca si stiano muovendo varie correnti. Secondo i ben informati, storicamente Trump non avrebbe questa grande simpatia per l'Ucraina in sé, perché la considera più come la Libia, più una fonte di problemi che altro. Però è ovvio che l'establishment di Washington, o comunque una parte dell'establishment di Washington nelle sue frange più antirusse, vogliono un'Ucraina vicina alla NATO o nella NATO, vogliono un'Ucraina vicina all'Unione Europea o nell'Unione Europea, e quindi un'Ucraina che mantenga una postura antirussa. Fatto sta che con l'uscita di scena di Poroshenko, che comunque ha detto che lui in politica ci resta, comunque però con l'ascesa al potere di Zelensky forse qualcosa potrebbe adesso cambiare. Il tema qui è riannodare magari i fili di un dialogo che veda protagonisti, diciamo, da una parte ovviamente Putin e dall'altra Bruxelles e Washington, che è il grande tema di questo periodo storico, perché se queste due realtà, anzi se questi tre poli non ricominceranno a parlarsi, a cercare di attuare una cauta distensione, che non vuol dire arrendevolezza, che non vuol dire irenismo, ma significa appunto un dialogo pragmatico basato sulla tutela dei reciproci interessi. Finché non accadrà questo, il grande rischio, come notano diversi anche analisti americani, è che la Russia si spinga sempre di più tra le braccia della Cina. Quindi onde evitare, onde scongiurare questa convergenza sempre maggiore tra Putin
tra Putin e Pechino, ecco, sarebbe magari auspicabile in un certo senso allentare un po' le vecchie logiche della guerra fredda e permettere a Washington e Mosca di riprendere un processo quantomeno di dialogo. Bisognerà vedere se Zelensky avrà la capacità di intavolare un simile tipo di relazione e se si vorrà porre, come dire, al servizio di questo ruolo di facilitatore. Non è assolutamente semplice, però è anche indubbio che il voto ucraino di domenica ci dice che qualcosa in quell'area forse è cambiata, che potrebbe questo cambiamento preludere ad un cambiamento ulteriore e ben più grande, ben più significativo. Vedremo quello che succederà. Io per questa sera vi saluto, vi do appuntamento eccezionalmente stavolta a venerdì alle ore 18, sempre con Comeback. Saluto Giulio alla regia e lascio la parola a Pierluigi Pellegrini. Un saluto e buona serata da Stefano Graziosi. Then in the name of democracy, fight for a new world. Avete ascoltato Comeback.